Buonasera a tutti, ben arrivati. Siamo ancora in periodo pasquale, perché la Pasqua dura 8 giorni. L'abbiamo fatto l'altra volta in anticipo, facciamo gli auguri di buona Pasqua, siamo ancora in clima pasquale. Bene, grazie a voi, grazie al professor Manno e soprattutto un grazie alla nostra Marina. Facciamo già un applauso subito così siamo generosi. Però per presentare la Marina non sono io adatto, sarà il professor Manno, ma non ha neanche bisogno di presentazione, ma la conosciamo tutti. Io ringrazio tutti voi che siete qui con noi, che ci date la soddisfazione di vedere la sala sempre piena. Mi scuso perché c'è sempre qualche piccolo incidente sui posti, qualcuno dice che sono cattivo, ma qualcuno mi chiede di riservare dei posti e quindi devo riservarli per delle persone che sono magari in difficoltà. Detto questo, siamo un appuntamento molto importante, ma di questo ne parlerà il professor Manno, non voglio intervenire. Io voglio semplicemente dirvi una serie di ordini di servizio. Il Circolo Veneto è la nostra associazione, che grazie a voi sta aumentando di interesse nella nostra città, fa una serie di iniziative culturali molto interessanti. Dico io perché sono di parte e dico che sono interessanti, ma poi deciderete voi. In questi giorni sono in programmazione al Forte Marghera una serie di mostre all'interno della polveriera francese di artisti mestrini e italiani che hanno partecipato al premio Mestre di pittura. Quindi se avete modo di andare in questi giorni alla polveriera francese c'è la terza delle mostre che abbiamo fatto che si conclude la settimana prossima. Un'altra iniziativa legata sempre al mondo dell'arte, perché il Circolo Veneto promuove, ma voi lo sapete già, ve l'abbiamo già detto tante volte, e poi vi vedo tutte sempre nelle nostre iniziative, promuove il premio Mestre di pittura. Stiamo predisponendo il programma di quest'anno, che sarà a settembre, stiamo raccogliendo le adesioni per la giuria popolare. Il premio di pittura ha due giurie, una giuria tecnica di altissimo livello, non vi dico, voi sapete, poi nel sito trovate tutto, ma abbiamo anche una giuria popolare, che poi è un popolare con la P maiuscola, sono 10 architetti, 10 ingegneri, 10 appassionati d'arte, sono circa 750 persone che vengono invitate, se si iscrivono e dichiarano di non avere il conflitto di interessi con i pittori finalisti della mostra che sarà al Candiani, possono partecipare come giurati popolari a questa iniziativa che li vede peraltro protagonisti di un voto, ma li vede anche concorrenti a una serie di estrazioni di premi che i nostri sponsor mettono. Quindi se qualcuno volesse far parte della giuria popolare deve lasciare il nome e il cognome. All'ingresso ci sono dei foglietti, Giovanni che lo vedo là e quel signore là ha dei foglietti, potete portarli via e consegnare il tutto alla libreria Mondadori dicendo vorrei far parte della giuria popolare. Riceverete una mail e poi inizierà il percorso di... Ora, vi ho spiegato cos'è il Circolo Veneto, le iniziative culturali che sono in promozione. A maggio, il 15, avremo gli acquerelli in libertà, ma se voi siete già iscritti riceverete tutte queste notizie. Se non siete iscritti, con il foglietto e vi daremo le notizie degli acquerelli in libertà, del premio letterario e di una serie di altre iniziative che stiamo facendo. L'appuntamento prossimo, ve lo dirà poi il professor Maggio, io posso anticiparvelo, è il giorno 2 di maggio, ma Manno vi spiegherà tutto anche relativamente a questo. Io ho detto tutto quello che dovevo dirvi. Dovevo ricordarvi di questa bellissima mostra che facciamo a Villa Contarini. Quest'anno abbiamo sforato, andiamo fuori provincia ed è una mostra molto bella che è dal 17 di marzo al 2 di maggio. Si può andare a visitare Villa Contarini a Piazzola Selbrenta, sono 100 artisti in mostra, sono 100 artisti che hanno partecipato al premio Mestre, perché voi sapete che il premio Mestre ha una finale riservata a 60 finalisti, ma ogni anno partecipano 400 o 500 pittori. Mediamente, la signora qua se lo ricorda molto bene, abbiamo circa 300 pittori che sono dichiarati dalla giuria
meritevoli, ma lo spazio ai Candiani è solo per 60 e i primi 60 vanno in mostra e tra i 60 la giuria tecnica sceglierà il primo, il secondo e il terzo e la giuria popolare sceglierà il quadro che dà più emozione. Ma gli altri sono artisti molto bravi e dicono: ma perché non fate qualcosa per noi che siamo comunque meritevoli? Abbiamo promosso quest'anno fuori provincia, a Padova, a Villa Contarini, che è una villa molto bella che vale la pena di visitare, è un gioiello. Abbiamo promosso questa mostra di 100 artisti e abbiamo promosso 3 mostre a Forte Marghera e nell'arco dell'anno continueremo con le nostre attività. Ecco, io penso di avervi già dato tutta una serie di input. Siamo qui però questa sera per parlare del progetto Venezie e quindi io cedo la parola subito al professor Manno, che è l'organizzatore e responsabile di questa nostra iniziativa, e chiedo al segretario generale, che non vedo, se viene qua al suo posto, perché poi dovrà vuole l'applauso, segretario? Non credo. Venga qua tranquillo. Bene, siamo a posto, professor Manno? Sì, sì. E lei? Grazie Cesare, cercherò di essere brevissimo per lasciare il maggior spazio possibile a Marina, che anche se eviteremo di presentarla nelle solite maniere, perché ormai Marina è una delle nostre relatrici di punta e che molti di voi hanno già sentito. Comunque, per saperne di più sulle pubblicazioni, sulle iniziative culturali di Marina, io vi consiglio di andare nel sito del Circolo Veneto, dove c'è una scheda molto sintetica, ma che vi darà anche un'idea maggiore delle sue attività. Come pure vi invito a entrare nel sito del Circolo Veneto per avere notizie e per riprendere tutte le date che il nostro Presidente Cesare Campa vi ha dato sulle iniziative del Circolo. Bene, la volta scorsa noi abbiamo avuto il piacere di ospitare il professor Papaccio, che ci ha parlato di una città invisibile, come l'ho definita, che sono le mura medievali di Mestre. Non del tutto invisibili, perché alcuni frammenti di queste mura è una torre famosa che voi ben conoscete, perché la torre civica ci sono rimasti. Oggi, stasera, parliamo di un personaggio, non di un tema urbanistico, ma anche i personaggi fanno parte del progetto Venezie. Naturalmente però una delle aspirazioni del nostro progetto Venezia è quella di indicare le questioni importanti che caratterizzano la storia di Mestre e di Venezia, ma è anche di indicare quali sono i miti che ruotano attorno a questo territorio, in particolare nella città di Venezia, ma anche di decostruire questi miti. E io credo che parlare di Casanova significa proprio parlare di uno dei miti più conosciuti della storia della Repubblica di Venezia. È un mito pericoloso perché di solito è associato a un luogo comune, ma il titolo che ha scelto Marina per la sua relazione ci fa capire che non sarà esattamente così, perché parlare di un uomo del suo tempo significa inquadrarlo in una prospettiva completamente diversa da quella, diciamolo chiaramente, del libertino, dell'amatore, eccetera, eccetera. E quindi ci consentirà poi, non voglio anticipare, ma di fare un viaggio ben al di là di Venezia, perché possiamo definire il Casanova un grandissimo viaggiatore, e come ci spiega anche la stessa Marina nel suo riassunto della conferenza, un fine cronista che ha descritto non solo Venezia, ma ha descritto, possiamo dire, l'Europa intera. E proprio per questo mi permetto, proprio per concludere, di avanzare una suggestione, o quantomeno di dare uno spunto di riflessione sul quale, se avremo tempo, potremo discutere alla fine. Io spesso, quando penso al Casanova, non dico automaticamente, ma spesso e volentieri mi viene da associarlo a un altro personaggio veneziano del suo tempo, che è un pittore altrettanto noto, che è Giambattista Tiepolo.
E sarebbe veramente avvincente fare, non dico un parallelo, perché non voglio dire che siano uguali o abbiano detto le medesime cose con linguaggi diversi, ma sicuramente hanno espresso degli argomenti, dei temi, hanno sondato delle questioni che li accomunano tantissimo. Uno per tutti, partendo dalle osservazioni della stessa Marina, è la capacità di descrivere il mondo che li circondava. E come Casanova lo ha fatto con la scrittura e quindi con le testimonianze che ci ha lasciato nelle sue memorie, il Tiepolo lo ha fatto con i suoi dipinti. È un fine osservatore non solo della società del suo tempo, ma anche, pensate, degli animali, degli oggetti, dei costumi, no? E quindi due fini osservatori, due fini cronisti del loro tempo. Un altro punto di contatto tra questi due personaggi è l'attenzione che hanno dedicato però alla classe dominante della loro epoca, che è l'aristocrazia. E potrei dire, proprio per passare la parola a Marina, che entrambi a loro modo hanno celebrato il tramonto dell'aristocrazia. Se potessimo dare una definizione di ciò che accomuna il Tiepolo con Casanova, è proprio quello di essere stati entrambi degli personaggi di grandissimo rilievo che hanno comunque rappresentato l'ancien régime, una classe aristocratica che ancora aveva moltissimo da dire, ma che comunque era, diciamo, instradata sulla via del tramonto. E l'hanno saputo fare però con una grandissima ironia che io trovo sia nell'uno che nell'altro, ed è la ragione per cui spesso entrambi mi hanno incuriosito. E con questo io lascio la parola alla Marina e la ringrazio tantissimo ancora per tutto quello che ha fatto nella scorsa edizione di questo progetto Venezie e anche per quello che ci ha dato in questa seconda edizione. Grazie. Allora, intanto prova il microfono. Mi sentite bene così? Magnifico. Vabbè, intanto devo ringraziare coloro che mi hanno presentato, quindi il dottor Cesare Campa, il caro amico, il professore Antonio Manno e la rappresentanza del Circolo Veneto. E poi ringrazio tutti voi che siete qui presenti, perché per me è sempre una carica quando vedo la sala piena e quindi mi carico anche per spiegare qualcosa. Giustamente Antonio ha detto una cosa, cioè questi personaggi, ma Giandomè, sì, Tiepolo, ma anche il figlio, Goldoni, Casanova, sono tutti personaggi che entrano in quel momento, certo non facile, della storia di Venezia, il famoso Settecento veneziano, che in apparenza a tutti pare, ah che bello, bei costumi, bella vita, si diverte, si balla, si fa, si briga, ma alla fine è solo una, diciamo, apparenza. Infatti lo stesso Goethe dice: Venezia vive teatralmente il gioco della vita. E infatti era tutto un teatro, ma dietro le quinte c'era ormai una decadenza molto forte, molto pesante. Già Francia, Austria e anche la Russia stavano spartendosi l'Europa e Venezia invece stava a guardare. Non aveva voglia di mettersi in gioco, sperava di vivere, virgolette, di rendita. Ma in questo periodo ovviamente ci sono questi personaggi che rivalutano la città dal punto di vista culturale, pittorico e via dicendo. Ad esempio, ci riscattiamo proprio in questo modo. La rivoluzione, ad esempio, teatrale di Carlo Goldoni. E Carlo Goldoni fa una vita molto parallela a quella di Casanova, perché alla fine tutti e due vanno e vengono da Venezia, sempre per debiti, perché erano dei grandi giocatori entrambi.
poi vanno su e giù dalla città perché danno fastidio per certi loro comportamenti. Scriveranno le famose loro memorie in francese, perché all'epoca era di moda così e dava un certo prestigio. Quindi ci sono tanti personaggi che vanno parallelamente a quello che è il protagonista di stasera. Poi, sempre in questa situazione, noi troviamo anche il veduttismo, cioè Canaletto e Francesco Guardi, i quali non sono altro, virgolette, che i fotografi dell'epoca. Però, come vedremo, perché una l'ha voluta incastrare a tutti i costi, Francesco Guardi non solo fa la fotografia della città, che serve anche per pubblicizzare all'estero Venezia, ma il nostro Guardi invece sarà quello che ci preannuncia una corrente futura, cioè il preimpressionismo, e lo vedremo in un dipinto che ho incastrato volutamente. Poi c'è l'ironia pungente che già in altre occasioni io vi ho presentato di Pietro Longhi, cioè Pietro Longhi ci nasconde nelle sue immagini molte volte una doppia lettura per denunciare quelle che sono le situazioni più o meno gradevoli del Settecento. Vi ricordate, penso nella lezione delle donne, le famose meretrici che apparentemente sembra una lavandaia, dopo alla fine invece, grazie al colore giallo del corpetto, il fuso che è un simbolo fallico, ecco che capiamo che oltre a fare la lavandaia faceva anche la sua vita, virgolette. Poi un altro che mi piace moltissimo è Gian Domenico Tiepolo. Scusa. Allora, a me Gian Domenico Tiepolo piace perché è uno che va al di fuori di quello che è stato il padre. Cioè il padre era molto attaccato a quelle che erano le convenienze della città, cioè la ricca aristocrazia, borghesia, eccetera, innalzando nei suoi soffitti, nei suoi dipinti, quello che è la gloria della città. Gian Domenico invece cosa fa? Gian Domenico addirittura in alcuni dipinti ironizza il padre, cioè prende i soggetti del padre e li fa e li trasforma in maniera molto alternativa. Cioè il famoso Pulcinella, di cui vi ho già parlato una volta, praticamente diventa il protagonista. Perché? Perché è quello che contesta quel perbenismo che c'era appunto alle spalle nella Venezia del Settecento. Inoltre ricordiamo che proprio in questo ambiente apparentemente molto ipocrita si inserisce la figura di Casanova. Io qui chiederei al tecnico se posso... Dov'è? Tecnico? Non c'è, è sparito. Le avevo detto che aspetta. No, non mi parte. Aspetto? No, perché avevo chiesto se poteva dopo farmi partire lì, perché io non sono brava. Aiuto? No, devo uscire, devo entrare nel mio. Eccolo che arriva. Ecco. Lei mi ha tradito, Mannaggia. Dai, mi passi alla prima mia, anzi la salti. Ecco, questo, benissimo, basta. E io sono a posto. Grazie mille. Bene, allora, io presento questa perché su Casanova ho tenuto parecchi incontri e quindi ho tenuto la lezione modificandola un po', però questo titolo lo volevo anche lasciare, perché così mi permette, con queste tre immagini che poi andremo più ad appurare, a studiare, di presentare questa figura di Casanova. Allora, certo, una figura che, come giustamente diceva il professor Manno, troppo legata a quello che noi diciamo, ecco, sei un Casanova perché sta con le donne. Io voglio arrivare alla fine di questo incontro e tenere una lezione su Casanova in un'ora scarsa non è certo facile, però voglio farvi capire che era totalmente un personaggio diverso. E diverso perché? Perché interessò tanto le persone di cultura, anche cioè nell'Ottocento, nel Novecento. Ad esempio, uno lo definì un perfetto cretino. Poi un altro invece totalmente opposto, un uomo straordinario. Alla fine Fellini, quindi Fellini vi porto un personaggio più concreto di questi magari meno noti, dice, lasciate l'ha scritto Fellini e non l'ho scritto io, uno stronzone fascista. Questi sono, diciamo, i vari epiteti che arrivano per il nostro Casanova. Ma, e sarà il fil rouge di oggi, era uomo del suo tempo. Cioè è un grande furbo, è una persona molto in gamba, il quale sa sfruttare la situazione che in quel periodo
si viveva non solo a Venezia, ma in tutta l'Europa, come poi avremo modo. Allora, dove nasce il nostro Casanova? Allora, qui ci sono polemiche a gogo. Quando ho messo nel mio sito conversazione su Casanova, non vi dico quali messaggi sono arrivati, però piacevoli, cioè condivisione di idee. Bene, allora, il nostro Casanova nasce nella zona dico zona di San Samuele. Varie sono le ipotesi che ci hanno un po' anche hanno tradito persone del passato, ma dai, andiamo con calma. Allora, nasce e pochi giorni fa, esattamente 2 giorni fa, è stato il suo compleanno, perché nacque il 2 aprile del 1725 in zona San Samuele. La madre era un'attrice, Zanetta, ma il padre non era lo sposo della mamma, un certo Gaetano Casanova, ma il papà vero era un nobile, Michele Grimani. I Grimani erano proprietari di molti teatri in città e la madre, essendo attrice, insomma, era facile che qualche cosa potesse accadere. Quindi diciamo che il nostro Casanova è figlio di un'attrice e figlio di un nobile, e la cosa lo scomoderà, lo sconvolgerà per tutta la vita e cercherà sempre di dimostrare che lui era un nobile, anche se alla fine non lo era. Comunque, nasce in zona San Samuele. C'è un detto veneziano abbastanza curioso per far capire come le premesse nel luogo di nascita siano già abbastanza così chiare. Infatti c'è un modo di dire veneziano che dice così: San Samuel, contrada piccola, un gran bordello. Senza ponti, cattive campane, quindi poca religiosità, uomini vecchi e donne? Non lo dico, l'avete capito. Bene, queste sono le premesse del luogo dove nasce. Però, ribadisco, non è facile identificare la casa. Allora, Calli Strette, qui c'è la targa, come vedete, sotto il nome di Calle Malipiero, la targa messa anni fa per ricordare che lì nacque Casanova. Allora, ci sono varie incertezze su questo. La targa fa comodo perché la zona è piena di calli strette, quindi mettiamolo su una parte, l'abbiamo ricordato e siamo a posto. Ma non è proprio così corretto, perché probabilmente nacque in una zona sempre vicina, ma più ariosa di questa calle stretta. Questo fa venire i dubbi quando si leggono le sue memorie. Infatti dice: la casa aveva un bel salone e la mia camera era al 3° piano luminosa. Una calle stretta così, coi palazzi, lascia dei dubbi, quindi a noi non interessa la casa, sappiamo che nacque in questa zona e da qui si parte. Nella stessa casa sono nati anche alcuni fratelli e sorelle di Casanova. Andiamo a vedere i particolari. Ecco, questi sono i ritratti della prima che avete visto e sono ritratti non sicuri come artisti. Comunque questo pare attribuito a Anton Raphael Mengs. Comunque questo è di collezione privata, qui ho avuto un contenzioso perché ho sfruttato l'immagine, però per fortuna da arrabbiati siamo diventati amici col proprietario della collezione. Anzi, la moglie è stata di una cortesia unica. E qui il nostro protagonista ha 35 anni. Come vedete si fa ritrarre come un nobile, cioè un bell'abito, un uomo di cultura, il libro vicino, una cornice, una seggiola che sembra quasi più un trono. Quindi lui vuol dare questa parvenza di personaggio appartenente, virgolette, all'aristocrazia. Altro ritratto è questo, sembra un cameo. Ecco, sempre questo fa parte della stessa collezione del dottor Bignami a Genova e insomma qui ha 36 anni, però guardate bene che sia qui e adesso anche qui il nostro Casanova ha la parrucca. Allora, com'era Casanova? Come mai mettere la parrucca? Adesso ve lo spiego. Questo ritratto qui, che è l'unico che secondo me è il più valido, è stato eseguito proprio dal fratello Francesco. Francesco Casanova era un pittore. Stando alla madre, Zanetta,
Allora, Francesco è nato a Londra e quindi lei, visto che insomma era avvenente ma anche una brava attrice protagonista, dice che è figlio del re inglese, e cioè di Giorgio II. Cioè, puff, ecco, mi fa piacere che sorridiate. Bene, ma a prescindere da questo, Francesco incomincia ad avere delle doti discrete nel campo appunto della pittura. E ben presto verrà a Venezia. Voi vedrete che ogni personaggio che cito nell'ambito di Casanova io ve lo porto fino alla fine, in maniera tale che così capite qual era il mondo e come poi si sviluppò. Comunque Francesco viene appunto a Venezia e andrà come pensionato e anche come allievo da dal pittore Guardi, Gian Antonio, non Francesco. Allora va dal Guardi e Casanova lo va a trovare e in questa occasione scrive, sempre nelle sue memorie, dopo vedrete che tomo che è, cioè che tomi, allora dice: andai a cena con mio fratello Francesco, l'autore del ritratto che vedete, che stava a pensione dal Guardi. La tirannia, e qui incomincia a identificarsi il personaggio di Casanova, la tirannia lo opprimeva, come d'altronde anche me, e gli promisi che l'avrei liberato. Quindi il percorso di vita di Casanova è essere libero nel proprio agire e nei propri pensieri. Com'era sto Casanova? Vi ho detto guardate la parrucca. Allora, Giacomo intanto era molto alto, 1,94 m, e questo ci verrà utile nei discorsi futuri. Poi i capelli erano bellissimi, scuri, e lui se ne vantava tanto. Infatti non voleva mettere la parrucca, ma il virgolette personaggio di un certo livello doveva mettere la parrucca. Ecco perché lo vediamo sempre imparruccato, ma non per suo volere, solo per stare a quelli che erano i giochi di quel mondo settecentesco. Inoltre era un gran mangiatore. Ultimamente è uscito il libro di Alessandro Marzomagno dove insiste molto sulla ricetta dei maccheroni, che il nostro caro Casanova amava tantissimo, ma non sono i maccheroni che voi intendete, sono gnocchi di farina. Nel Cansiglio li fanno ancora. Allora sono gnocchi, farina, acqua, uova, sale, e conditi in abbondanza con burro e grana, alla faccia delle diete. Poi amava molto i molluschi, gamberi, ostriche, la cacciagione, capite che sono tutti gusti molto forti. Non parliamo poi dei formaggi, li adorava. Ma non solo, questi gusti forti si esprimono anche verso le donne, per cui divenne anche famoso perché aveva appunto tante belle ragazzine, insomma. Infatti, lo scrive lui, mi piacciono quelle con abbondante traspirazione. Si vede che non adoravano i deodoranti all'epoca. Poi amava tutti i piaceri della vita, ve li elenco, perché il gioco, la truffa, la magia, tutto all'insegna di cosa? Del divertirsi, di vivere la giornata, soprattutto contrario ad ogni sistema, e viva la libertà. Cioè lui si presenta così, ed è per quello che sarà criticato, perché nel Settecento le persone che avevano un certo ruolo, non solo politico ma anche di immagine della città, dovevano essere per forza costrette a stare entro certi binari di comportamento. Quindi lui certo vuole sembrare un nobile, ma vuole essere una persona libera, una persona che vuole fare quello che vuole. Comunque lui stesso scrive, è chiaro che i riferimenti sono sempre alla sua storia, perché le sue memorie sono fondamentali per uno studio del Casanova. E dice: mi è sempre piaciuto coltivare i piaceri dei sensi. È stata sempre la mia principale occupazione. Ho molto amato tutte le cose che eccitano la curiosità. Quindi già inquadriamo un po' il personaggio. La mamma, intanto il padre muore, padre diciamo adottivo, quello che gli ha dato il nome. Allora muore per un'otite purulenta, Casanova ha 8 anni, la mamma ha il suo lavoro e quindi va in giro per l'Europa come appunto attrice, teatrante,
e lui viene affidato alla nonna Marzia, la quale stava in questo campiello, il che è già tutto un programma, perché questo, sempre in zona San Samuele, è il cosiddetto cortile delle Muneghe. Muneghe, oddio, con calma, perché prima che nascesse il castelletto a Rialto, quindi nel 1300 e qualcosa, in città c'erano vari, scusate il termine, bordelli, quindi anche questo era un bordello. Poi con la storia del castelletto a Rialto, tutte le meretrici si concentrano in Rialto e qui arriveranno 2, 3, 4 suore che trasformeranno il bordello in un piccolo conventino per loro, ecco perché viene chiamata Corte delle Muneghe. E qui abitava nonna Marzia, la quale nonna Marzia si preoccupa molto per questo bambino di 8 anni, perché ha molte crisi di epistassi, sangue da naso. Inoltre ha un'espressione un po' da Ebet, proprio viene detto così, cioè sembra veramente uno stupido. Inoltre, ancora, non sapeva né leggere né scrivere. Nonna Marzia si preoccupa ma non sa come curarlo e quindi lo porta a Murano, dove c'era una fattucchiera. Vediamo se mi aiuta la fattucchiera, ma risultati non ce ne sono. Ecco allora che si riunisce un po' la famiglia di Giacomo, ha 8 anni, un po' di responsabilità da parte dei parenti vicini. La mamma viene informata di questo e si preoccupa, avvisa il vero padre, cioè Michele Grimani, si mette di mezzo anche un bel personaggio dell'epoca che era il famoso poeta Giorgio Baffo. È chiaro che tutto rientra nel giro, no? E decidono di mandarlo a Padova. Allora, nostro Giacomo, tipo pacchetto postale, viene mandato a Padova. Viene mandato alla scuola di Gozzi, dell'abate Gozzi, lì conosce una ragazzina, Bettina, forse il suo primo amore, un ragazzino, però la famiglia gli aveva imposto di studiare giurisprudenza, era un po' la moda dell'epoca, anche Goldoni era stato obbligato a studiare giurisprudenza, ma non gliene poteva fregare di meno, quindi lui vuole fare il teatro e la stessa cosa Casanova. Quindi fa un po' i salti da una facoltà all'altra, un po' di giurisprudenza, un po' di medicina, un po' di musica, infatti suona benissimo il violino che gli sarà utile, quindi già dimostra uno spirito inquieto, non ha voglia di fare una cosa sola, cioè lui vuole conoscere tutto, ed è così. Morale, la vita però a Padova costa parecchio e la nonna non ce la fa, anche perché la mamma continua ad andare a fare l'attrice, il padre, Michele Grimani, ha altre cose per la testa, però la nonna non ce la fa e quindi decide di farlo rientrare in Venezia e va in zona sempre appunto San Samuele. Lì cosa accade? Accade che si rivolgono al parroco di San Samuele e dicono: senta, qua ci sono dei problemi, sto ragazzo, l'abbiamo un po' intontito, l'abbiamo mandato a Padova, abbiamo cercato di tirarlo su, ma la cosa non va bene. Allora il parroco Giovanni Torsello decide di portarlo ovviamente dove? Agli studi ecclesiastici, cioè, troviamogli una strada a sto ragazzo che è un po' così. Allora riceve i primi 4 ordini minori e a 15 anni tiene la prima predica in parrocchia di San Samuele. È una cosa eccezionale, si sciolgono tutti come cioccolatini. Quindi il parroco riceve un bel mazzo di soldi, ma proprio bello, ma ci sono anche tanti biglietti in mezzo al denaro. Biglietti scritti da tutte le donne presenti che si erano innamorate di questo ragazzino di 15 anni, proprio per la sua non solo presenza, che non sembra neanche bello dai primi ritratti che vi ho mostrato, ma proprio per la sua esuberanza, per la sua capacità di saper esporre gli argomenti. Quindi era già entrato a 15 anni in quel mondo che poi sarà quello che sarà la sua fortuna post mortem. Ma continuiamo. Morale, sempre in zona di San Samuele, ovviamente viene conosciuto e c'è la nipote del parroco, Carina, Angela, e lui si invaghisce un po', però rimane un amore platonico. Quello invece che platonico non rimane è l'amore con le 2 contessine vicine, e cioè la Nanette e la Marton, 15 e 16 anni, Savorgnan. E saranno proprio loro le iniziatrici, chiamiamolo tale,
dell'amore fisico di Casanova. Non vi leggo quanto riporta lui nella sua storia, cioè nelle sue memorie, perché magari qualcuno potrebbe anche imbarazzarsi. Però leggo solo quello che lui scrive alla fine di questo incontro a tre, perché lui e le due sorelle. Alla fine scrive: dissi loro che ciò che avevamo fatto era stata opera dell'amore e nessuno mi parli più di Angela, cioè la nipote del parroco, del quale c'era solo un amore platonico. Ma anche qui vedete che cominciamo a svelare un Casanova diverso. Angela rimase nel suo cuore, non la dimenticò. Ed ecco che entriamo un attimo, apriamo una parentesi per Angela. Quando infatti Casanova rientrò dal suo lungo girovagare, cercò Angela e la trovò. Era vedova e aveva una figlia. Lui al momento aveva anche pensato di dire, ma quasi quasi, anche lui ormai aveva la sua età, me la sposo? Ma dopo ha detto no, sposarmi, legarmi, forse è meglio di no, e quindi accantona, però l'affetto era rimasto. Cosa accade nel frattempo? Che appunto nella zona dove nacque c'era c'è questo bel palazzo che era abitato da un certo Alvise Gasparo Malipiero, senatore della Repubblica. Tra i due all'inizio c'è anche una comprensione, tanto che a Malipiero piacevano moltissimo quei maccheroni, cioè quegli gnocchi, e quindi li faceva preparare per sé e anche per Casanova. Quindi all'inizio una buona armonia. Però vicino c'era la casa, cioè, diciamo alla vostra destra guardando, dove vedete quel po' di verde, c'era la casa di una bella donna, Teresa Immer. Forse chi si intende un po' di teatro, il nome Immer dovrebbe dire qualcosa, perché l'Immer, Giuseppe Immer, era un grande teatrante, che lavorava appunto nel teatro di San Samuele, per il quale lavorò anche Goldoni. Quindi vedete come si intrecciano le storie di tutti i personaggi. Comunque Teresa era una bella ragazza di 17 anni, la quale era un po' lazzarona, perché essendo la casa vicino alle finestre, cioè più addentro, e lei era di fronte alle finestre del nostro, diciamo, Malipiero, anzianotto, perché aveva 76 anni, all'epoca era una buona età, e lei si metteva alla finestra e faceva la sfiziosa. Sto povero Cristo a un certo punto, insomma, si trova un po' imbarazzato, ma chiaramente non c'è nulla, era un guardone, diciamola così, ma lei lo provocava. Allora succede che il nostro Malipiero viene a sapere che Casanova invece non si limitava a guardarla, e questo lo indispettisce, tanto che quando Casanova una volta va a mangiare sti famosi maccheroni, lo prende a legnate a go-go, perché dice basta, tu mi hai tradito, io ti ospito, e tu invece te la fai con la ragazza che piace a me. Prendiamola così, ok? Bene, andiamo avanti, perché nella stessa corte, nello stesso spazio dove stava appunto Teresa Immer, ci stava anche un'altra donna, Caterina Capozzo Manzoni. Già il nome è molto più rilevante. Alla fine lei infatti diventa una seconda madre per Casanova, e lui, quando ha quei momenti di crisi economica che dà fastidio allo Stato, che adesso fra poco vedremo, cosa fa? Lascia quello che scriveva, attenzione, quello che scriveva, lo lascia a questa donna, perché così è tranquillo che quello che lui ha scritto, cioè le sue testimonianze, rimarranno in mano sicura e non le perderà durante il suo peregrinare in Europa. E proprio per questo Giacomo mantiene questo suo atteggiamento, uomo del suo tempo. Poi muore la nonna, lui aveva 18 anni, e viene messo ad abitare vicino a uno dei teatri grimani, quello che oggi conosciamo come Malibran. Lì c'era un appartamentino piccolo a piano terra, dove abitava una ballerina che lavorava appunto a teatro, quell'epoca Grimani. E la madre, questa è veramente ironica la cosa, si offende. Come si fa a mettere un ragazzo di 18 anni a casa con una ballerina?
quando il ragazzo le sue esperienze le aveva ben già fatte. Comunque la madre vuole mantenere le apparenze e quindi si arrabbia e cosa si decide? Si decide di mandare il nostro povero Casanova al seminario di San Cipriano a Murano. Attenzione, il seminario di Venezia era, perché purtroppo anche lì ci sono problemi, accanto alla Salute. Quindi prima di questo c'era il seminario ufficiale della città a Murano, a San Cipriano. Avete presente Murano che c'è il ponte, quello lungo, no? Che ci porta dall'altra parte? Giriamo a sinistra, invece che andare a San Donato, giriamo a sinistra. In fondo troviamo Santa Maria delle Grazie e tenetela presente perché fra poco ne parliamo. Di fronte, dove adesso invece c'è uno spazio vuoto, c'era appunto il seminario di San Cipriano. Quindi il nostro Casanova viene mandato lì. Però per un scherzo del destino, fatalità proprio, il cameriere più di fiducia del padre Michele Grimani sparge la voce che Casanova ha compiuto atti di sodomia. Diciamocela chiara, lui andava d'accordo molto con le donne, anche non disdegnava l'altra compagnia. Quindi questa accusa è vera, non è vera, non si sa, però sta di fatto che infastidisce e viene fatto prigioniero, cioè viene messo in carcere al forte di Sant'Andrea. Ma come Casanova, ribadisco, vi ho detto che è un po' il fil rouge, è un uomo del suo tempo. Cosa fa? Vabbè, mi hanno messo in carcere, chi se ne frega. Allora, piano piano riesce a andare fuori, prima cosa che fa, si vendica di quel cameriere del padre e lo aspetta vicino alla sua abitazione a San Polo e lo riempie di legnate e lo butta in acqua. Va via, ritorna bello calmo al forte di Sant'Andrea e vi rimane 2 mesi, ma si diverte. Allora fa ridere i guardiani, se la fa con tutte le donne che ci possono essere, per lo più erano figlie, mogli che andavano a trovare coloro che erano in carcere e ne mettiamo in rilievo 2. Una era una donna greca molto bella e qui il nostro Casanova si prende la prima volta la malattia dell'epoca, la sifilide. Si usava curare questa malattia, questa infezione con il mercurio sia pomata, mercurio sia pastiglie, tossico al 1000 per 1000. Casanova 2 volte prenderà il mercurio, ma dopo si cura da sé, con una dieta che durava circa 6 settimane, però con questa dieta esce, e qui c'è un bel punto di domanda che dovreste porvi, esce da ben 11 infezioni di sifilide. Ma perché prende questa sifilide lui, che è un uomo del suo tempo, che conosce le cose, che rifiuta chiaramente una cosa che già esisteva, il preservativo. Allora, il preservativo era già nato nella prima metà del Cinquecento a cavallo, grazie a un medico di Padova, Gabriele Falloppia, il quale aveva creato insomma questo vestitino, chiamiamolo tale. Venezia approfitta che questa cosa viene molto richiesta anche dai regnanti e crea delle piccole fabbrichette per la città dove venivano appunto creati questi oggetti e la cosa simpatica è che così vengono descritti, venivano appunto creati con modello d'animale, poi messi una bella confezione di carta musica e ad ogni pezzo veniva assemblato un piccolo nastrino rosso. Il tutto veniva venduto in una bella scatoletta dove l'uno costava 4 lire dell'epoca e una dozzina 24. Quindi c'erano i mezzi per potersi proteggere. Ma perché Casanova li rifiuta? Perché era contrario a tutto quello che poteva essere imposto. Quindi vabbè, farò un figlio, non lo farò, mi prendo, ma non importa, io voglio essere libero anche in questo atteggiamento ed è per quello che si cura da solo, però ce la fa. Quelle poche nozioni di medicina che aveva studiato a Padova gli sono molto utili e quindi lui riesce a guarire. Attenzione, tra le varie donne c'è una certa contessina Bonafede
che andava a trovare il padre, che purtroppo ormai era un nobile decaduto, i famosi Barnabotti. Ma lui aveva dei debiti molto grossi con la Repubblica, il padre. Lei va a trovarlo, gli porta il cambio della roba, gli porta da mangiare e Casanova la conosce, si invaghisce di lei, molto bella, non vi dico come la descrive, ma rimane allibito che la contessina Bonafede, quindi di ceto sociale elevato, non porta biancheria intima. Ma questo era tipico. Non esisteva la biancheria intima, ne abbiamo parlato anche in altre occasioni. Però vi leggo una poesia di Anonimo proprio di quel periodo che racconta un piccolo screzio tra due donne che si trovano in un campiello veneziano. E la poesia dice così. Dodone fa baruffa e se sta passa, una corre infuriata col corteo, l'altra non si fa starco vede queo e con gratta a casa, la grattugia, avanti a se cassa. I colpi la repara da bravassa, la desarma e la porta in campiello e coto e a che alza e sto duello a che dise. Chi me tien che non t'ammassa e a sarti un segno me basta e ne sarò fiera, grattarde voi a parte sensitiva. E il resto l'avete capito. Ma Giacomo è un furbacchione. Come esce da qui comincia a girare in Italia, Roma, Napoli, Calabria, poi una piccola tappa a Corfù, ma all'età di 21 anni, guardate che vita intensa che già ha avuto, andrà a suonare nel teatro di San Samuele il famoso violino, cioè quella musica che aveva imparato con la medicina, la giurisprudenza e musica a Padova, e si guadagna da vivere suonando il violino appunto nel teatro di San Samuele. Ma l'anno 21 anni, è un ragazzotto, piaceva, e insomma ne combina di cotte e di crude. Cominciamo con una. Riconoscete questo campo? Sant'Angelo, no? Campo Sant'Angelo. Bene. Tenete presente quel piccolo edificio che vedete alla destra, quello piccolino che sembra una chiesetta. Bene. Dipinto di Gabriel Bella, pieno Settecento. C'è sempre il piccolo edificio, lo vedete, bello bianco. Proprio vicino a quell'edificio, non so se riuscite a focalizzare, c'è una specie di, sembra una tavola. Eccola lì. Vista? Ecco. Allora questa, eccola qua. Questa è la famosa tavola dell'arruolamento che si trovava appunto in campo Sant'Angelo, dove la Repubblica metteva ovviamente dei dipendenti con dei bei sacchi di monete per invogliare, siamo nel Settecento, decadenza, abbiamo detto, però Venezia voleva mantenere l'immagine, quindi mantenere la propria flotta. Allora cerca di invogliare gli uomini dando di bei sacchetti di monete d'oro ad imbarcarsi. No, non è che la cosa riesca tanto. Però cosa fa Giacomo con i suoi amichetti? Rompe questa tavola. E alla fine di questa non c'è rimasto, si può dire, nulla, però era un piccolo monumento, se vogliamo, della storia veneziana, quindi è stato un birbantello. Poi, altro episodio di questo momento di gioventù un po' forte, diciamo, è che finché in un magasin che beve un'ombra con altri 7 amici, vi ricordate il magasin che era il luogo di mescita del vino, mentre il luogo di deposito delle merci era il volto, tanto per fare un inciso a remember. Bene, allora, lui vede in questo magasin, sta bevendosi l'ombretta con i suoi 7 amici, e vede invece una bellissima donna assieme a 2 uomini. Cioè, la donna piace. Allora, sti disgraziati cosa fanno? Fingono di essere del Consiglio dei 10. Si presentano con fare molto autoritario a questi, 3 uomini erano, il marito e 2 amici, a queste 3 persone e dicono: per favore seguiteci. Li fanno imbarcare, donna compresa, in una barca, li portano a San Giorgio dove li fanno smontare, i 3 uomini, e ripartono, loro 8, con la bella signora, e arrivano proprio qui. Qui siamo a Rialto, dietro Campo delle Beccarie, che è la famosa osteria che ancora oggi si vanta di aver avuto ospite Casanova, che è quella appunto delle 2 spade. E qui chiaramente tutti e 8 si godono la bella signora. E Casanova scrive così: alla fine la donna era felice
e ci ringraziò tutti riconoscente. A voi i commenti, però questo l'ha scritto. Poi cosa fa? Come uomo di mondo deve frequentare i caffè, gossip dell'epoca, non solo, frequenta i casini vari, ne aveva uno anche lui a Saint-Moisè, frequenta il Ridotto, oggi all'interno dell'Hotel Monaco Grand Canal, ma ha una fortuna folle. Va a Palazzo Soranzo, in Campo San Polo, dove c'è una bellissima festa di nozze e viene chiamato come violinista, cioè come intrattenitore musicale. In quell'occasione c'è anche come ospite un certo signor Bragadin e qui il nostro Casanova è proprio l'uomo del suo tempo, sfrutta tutto quello che gli può capitare sotto mano. Cosa succede? Lui suona il violino, fa l'intervallo e il nostro Bragadin, cioè il senatore Bragadin, che abitava appunto in questo palazzo vicino a Santa Marina, e scivola una lettera dalla tasca. Casanova immediatamente la prende e gliela consegna e Bragadin rimane allibito della cortesia di questa persona, tanto che lo invita ad avere un passaggio per tornare a casa nella sua gondola. Casanova accetta, ma durante il percorso il Bragadin si sente male. Ecco che vengono fuori quelle piccole nozioni di medicina che il nostro Casanova aveva studiato a Padova e, non chiedetemi come, forse magari con solo 4 sberle, fa riavvivare il Bragadin, il quale, che bene, sto bene, dice grazie, lei venga a casa mia, lo voglio vicino a me, me lo voglio tenere, addirittura gli dà uno stipendio di 10 zecchini al mese e quando morirà lascerà a Casanova una bella rendita. Allora, in questo giro ci sono altri personaggi, un certo Marco Barbaro, un certo Marco Dandolo. È il periodo in cui si incomincia a credere moltissimo in quelle che erano un po' le arti, virgolette, magiche, quindi l'alchimia, la Kabbalah, attenzione, non Kabbalah, Kabbalah, quindi il gioco sui numeri, e quindi guardate bene questa immagine, Dell'Unghi ovviamente con la sua ironia, c'è un prete e un frate e l'alchimista, perché i primi a portare queste usanze furono proprio i frati francescani, perché con le erbe e gli intugli nel 400 portarono questa usanza dell'alchimia, cioè di saper estrarre qualcosa. Ma andiamo avanti, veloci perché sto forando, però voi siete andati avanti fino alle 6:15, quindi mi recupero il quarto d'ora. Allora, cosa succede però? Che questo suo vivere, quindi intrallazzato con la nobiltà e col governo, senatori, perché erano tutti senatori, poi gli piaceva l'alchimia, gli piaceva scrivere, insomma era una vita un po' virgolette, non troppo chiara, non dico dissoluta, però non piacevole per chi? Per gli inquisitori di Stato veneziani. Tanto che per sottrarsi agli inquisitori, che sente le voci che circolano, che comincia a dar fastidio, lui scappa e va a Parma. Qui conosce una donna e avrà la sua relazione. Dopo però una breve pausa a Venezia, dove al casinò dell'epoca, e cioè al Ridotto, riesce a vincere 3.000 ducati, è ricco, parte di nuovo, vedete come si alternano le cose, e va a Lione. A Lione si iscrive alla loggia massonica di Lione, ma non perché condividesse le idee massoniche, ma perché era una piccola corte, quindi all'interno lui poteva avere un titolo, e infatti otterrà il titolo di maestro, che insomma non era da poco. Altra cosa, passa, siamo sui 28 anni, qui, poi passerà per Parigi e qui si vanta di aver conosciuto il re Luigi XV. Bravo, vedete che furbetto che era. Dovremmo sempre ricordare i nomi delle persone, i visi, e non dobbiamo farli entrare e uscire di qua. Lui dice, io ho conosciuto re Luigi XV a 28 anni, e dice, sentite come l'ha conosciuto, in una galleria vidi passare il re con una bellissima testa mirabilmente piantata sul collo, finché si recava a messa. Che contatti ha avuto lui con Luigi XV? Niente. Però lui si vantava almeno di averlo, dice lui, conosciuto, l'ha solo visto così passare. Altro sempre personaggio, sì, passa per Dresda, perché a Dresda c'era la madre, e quindi va a trovare la madre e lì poi ritornando passa per Vienna, sentite quanti giri che sta facendo,
e lì conobbe il famoso poeta e drammaturgo Metastasio. Ma torniamo a Venezia. Allora, a 28 anni riesce a ritornare in città, gli inquisitori si sono calmati, si è fatto qualche soldino e quindi torna e conosce, non per caso, ma perché un amico, fratello di questa ragazza, cerca che tra la sorella e Casanova ci sia un feeling. Questa ragazza si chiamava Caterina Capretta, 15enne, anzi no, 14enne, e viveva in fondamenta delle Misericordia. Vedete la fondamenta, l'edificio quello rosa, accanto, non l'ho fotografato perché è brutto, c'è un edificio moderno, ma lì c'era la casa di questa Caterina Capretta, ragazza bellissima, e il fratello combina l'incontro e probabilmente si trovò il nostro Casanova davanti a un'immagine simile. Questo è un bellissimo dipinto, non so quanti lo conoscono, del Canova. Cioè noi siamo abituati a vedere il Canova come appunto scultore, eccetera, ma guardate che bello, cioè ha una qualità questo dipinto, lo dici che va bene? Allora, no, secondo me esterna proprio, infatti viene chiamato sorpresa, quindi è la sorpresa che magari il nostro Casanova ha avuto nel vedere questa ragazzina di 14 anni. Tanto che alla fine, non vi leggo tutto, dice: non mi sono spogliato mai più in fretta di quella volta in tutta la mia vita. E ci sta. I due incominciano veramente a essere molto legati. Si lasciano in campo Santa Sofia, dove c'è il traghetto che va a Rialto, e lì si promettono reciprocamente il loro amore. Tanto che Casanova decide di andare dal padre di Caterina. Ma il padre, insomma, figlia 14 anni, lui 28. Casanova però non aveva un lavoro, non aveva un posto fisso, non aveva, diciamo, una casata alle spalle. Risponde no. E anzi, manda la figlia in un convento a Murano, a Santa Maria degli Angeli. La ragazzina va lì, ma era incinta. E purtroppo ha un aborto. Giacomo l'andrà a trovare ogni domenica e lei, nelle lettere che scriveva a Giacomo, dice: una bellissima monaca mi è stata sempre vicina. Questa monaca, scrive poi a Casanova, da 2 mesi e mezzo la vedo ogni domenica nella chiesa del convento e io desidero conoscerla. In poche parole, la monaca che ha assistito Caterina in questo momento doloroso inizia una relazione con il nostro Casanova. Si incrociano dove? Si incrociano a San Canciano. Perché questa chiesa viene scelta? Non so se conoscete un po' la zona, praticamente dopo Santi Apostoli per andare all'ospedale c'è questo campo San Canciano e c'è un rio. Il rio è una diretta comunicazione tra le isole della laguna al mercato di Rialto, quindi c'era un passaggio continuo di barche. Ecco allora che era un luogo dove si poteva nascondere questa relazione con la monaca. Ma la monaca, oltre a brincare, diciamolo pure, Casanova, era già l'amante di questo personaggio che vedete, che era l'ambasciatore francese, il cardinale de Bernis. E addirittura ci sarà un rapporto a 3, a voi giudicare. Intanto nel frattempo Casanova cosa succede? Che praticando le zone di San Canciano, poi San Giovanni e Paolo, dove aveva altre relazioni, ma arriviamo al dunque, andrà a vivere in una casa che adesso qua diventa un po' studiare Venezia nella sua proprio, diciamo, toponomastica e anche nella sua ubicazione. Questa è la famosa chiesa dell'Ospedaletto in Barbaria di Aletole, ottimo. Allora, l'edificio vicino alla chiesa è quello dove c'è l'ospizio di San Giovanni e Paolo. Allora, lì, in questo edificio, se ci siete andati, o insomma, sarà motivo oggetto di altri studi, magari in una conversazione, praticamente c'è una calle che è stata inglobata in tutto il complesso. Quindi, tra la chiesa e l'ospizio, diciamo, c'è questa calle che va direttamente fino alle fondamenta nuove. Quella era la calle della Borna. Lì c'era un appartamento dove il nostro Casanova andò
e trovò una signora vedova con 2 figlie, ma gli dettero una stanza dove lui poteva al limite stare. La figlia più grande aveva 18 anni e doveva essere bellissima perché lui dice: quando la vidi mi parve di vedere una statua di cera. E grazie al cavolo che era di cera. Allora, il dottore che l'assisteva, questa ragazza pallida, che era un certo Rigellini, compare anche in certi romanzi storici, precisò che non c'era da meravigliarsi del suo pallore, perché era la 104ª volta che la salassavano. Cioè, capite voi, poveretta. Ma perché? E questo è il termine che viene usato, non aveva ancora le sue regole, cioè le mestruazioni. Quindi cercavano di... Allora il medico dice, questo lo dice Casanova, parlandomi della malattia, il medico Rigellini mi disse che il vero rimedio per guarirla sarebbe stato un robusto amatore. Problema risolto. Questo però non voglio che voi vi mettiate in testa che era solo un grande amatore. Inoltre in questa casa fu arrestato perché cominciava ancora di più a infastidire i personaggi diciamo del ceto aristocratico veneziano, in particolare la famiglia Memmo, perché lui era diventato amico dei fratelli e la madre non vedeva certamente di buon occhio questo personaggio e soprattutto che i suoi figli si intralazzassero con lui. E alla fine, da qui dove andrà a finire? Nei famosi piombi di Palazzo Ducale. Ecco quel dipinto che è alla Cadoro che volevo mostrarvi di Francesco Guardi. Vedete che non è più tutto ben definito come invece faceva Canaletto e anche il Guardi. Qui è tutto come sfumato, un en plein air. Ecco che allora c'è quella forma di pre-impressionismo che vi citavo prima. Va ai piombi, scriverà anche il famoso libro La fuga dei piombi, sembrava che fosse un soggiorno veloce e invece viene condannato proprio per vilipendio alla religione a 5 anni. E qua comincia a preoccuparsi. I veri motivi quali erano però? Le amicizie che aveva fatto, straniere, girando un po' per l'Europa, l'alchimia, la vedevano di malocchio, i libri proibiti e soprattutto perché era un ateo, cioè non aveva mai riconosciuto la religione ufficiale. Quindi Casanova si spaventa e cerca di tutto per fuggire. La fuga è abbastanza rocambolesca, non vado a dirvi tutti i particolari perché se volete c'è anche c'è un video mio su Rete Veneta dove spiego la cosa. Comunque, la fuga avviene prima, lui pensa devo scappare da qua. Per giunta la cella che gli avevano dato era bassa. Quanto era alto? 1,94 m. Doveva star così, perché la cella era 1,90 m. Allora, a un certo punto cerca di, così, insomma, di ruffianarsi, lasciatemi il termine, quello che era il guardiano, cioè un certo Lorenzo Basadonna. E questo gli permette di andare a passeggiare nel sottotetto di Palazzo Ducale. Non so se siete mai stati, è molto bello perché si vede proprio lo spiovente del tetto con questi travi, bisogna anche stare attenta, però insomma c'era un bello spazio e lui finalmente poteva mettere la sua bella statura. Intanto però, sembra quasi un magazzino, trova un catenaccio e se lo mette in tasca. Con quello comincia a scavare la cella, pavimento. La cella era posta sopra l'ufficio degli inquisitori, per fortuna che non è riuscito a fuggire da lì, perché sennò lo riprendevano immediatamente. Comunque, la cosa è che lui c'è quasi riuscito, cioè sta per uscire, ha fatto quasi tutto il foro. A un certo punto arriva il nostro guardiano, questo Lorenzo Basadonna, e dice: Giacomo, ce l'ho fatta, ti ho trovato una cella col tetto più alto. E porca miseria, lui dice, ma come adesso? Allora bisogna, compra le guardie, si mette d'accordo per nascondere il buco, si porta però via il catenaccio, lo passerà al famoso sacerdote che stava vicino a lui, a padre Balbi, e insomma alla fine fanno quella fuga rocambolesca che sicuramente era stata permessa dallo Stato, perché sti qua che fanno il foro, vanno sul tetto, se ne escono belli da Palazzo Ducale, hanno la gondola che li aspetta, perché programmata? Perché dopo diventerà un delatore della Repubblica. Ma, e qui entrate in gioco voi, la gondola dove li portò? Padre Balbi e Casanova?
li portò all'Osteria La Campana, che era situata in quella che oggi è via Poerio a Mestre. Lo sapevate? No, adesso lo sapete. Quindi anche Mestre rientra, nelle cronache viene citato circa 17 volte, quindi era un luogo di scambio, no? Venezia, Mestre, poi si andava altrove. Andiamo avanti. Continua a girare, girovagare, vado veloce, va a Parigi, la riconoscete, bellissima dama, Madame de Pompadour, e parlano tra di loro. Poi conoscerà D'Alembert, con il quale va molto d'accordo. A tutti e due piaceva un po' l'azzardo, tanto che a Parigi, aiutato da D'Alembert, inizia un gioco del lotto, ma anche fonda una fabbrica di seta. Però questa fabbrica fallisce, ci sono dei problemi pesanti e nonostante l'aiuto di una marchesa, la marchesa Dulfet, e lui aveva illuso che gli avrebbe preparato una bella pozione e questa signora si sarebbe reincarnata in una bellissima donna e non sarebbe mai morta. Lei ci credeva, anziana parecchio, e quindi lo aiutò. Quindi pagò il debito, ma le cose non andavano bene, quindi lui dovette scappare. Dove andò? Andò in Polonia, dove trovò questo signore, il re Augusto III, anche lui un godareccio, quindi lo invitò a corte. Poi passò in Olanda e poi andò qui. Qui siamo in Germania, è il famoso duca Carlo Eugenio di Wittenberg. E lui dice, ho conosciuto questo bellissimo duca, personaggio eclatante, meraviglioso, però alla fine quando tu leggi il testo dice, scambio con lui 2 battute a teatro. Cioè vedete com'era bravo a far credere le cose. Ma è un'astuzia questa, non è, è un bel gioco che lui deve reggere. Poi va, si sposta ancora, incontra Voltaire, ma tra loro due il rapporto non è buono. A Casanova non piaceva il sarcasmo, penso che abbiate letto un po' Voltaire, è sempre sarcastico, e a Casanova non piaceva. E quindi lo allontanò, anzi dice proprio che per 10 anni criticò tutto quello che scriveva Voltaire. Passa per Roma, dove c'è fatalità un papa veneziano, è un rezzonico. Questo papa, essendo Casanova veneziano, le offre a Casanova l'ordine cavalleresco dello Sperone d'Oro. Attenzione, questo era un ordine che veniva dato solamente a coloro che avevano aiutato in qualche modo la Chiesa. E lui invece era un ateo e anche ben aveva confessato di esserlo. Quindi, voi capite, veneziani in decadenza, Rezzonico e Casanova si aiutano reciprocamente. E andiamo avanti. Andiamo all'estero ancora di più. Dopo un passaggio per Francia, sentite bene, Francia, provate a guardare la cartina, Londra, viene a Milano, da Milano va a Berlino, da Berlino va in Russia e va a trovare chi? Chi c'era in Russia? Caterina II. E propone a Caterina la riforma del calendario russo, progetti per un altro gioco del lotto, lo sviluppo dell'industria della seta, alla quale Caterina dice sì, ciao, io mi arrangio, non ho bisogno dei tuoi aiuti. Stessa cosa farà passando per Varsavia con Stanislao II Augusto, che era uno degli amanti di Caterina II, quindi vedete gli intrecci che ci sono. E con questo vanno molto d'accordo, anzi, Casanova si sente al sicuro, dice bene, ho trovato la persona giusta, devo stare bravo, fermo, non devo perdermi, come dice lui, innamorazzi e niente gioco, perché potrei diventare il segretario di questo personaggio. Ma ne combina un'altra, perché non è capace di non combinarle. Cosa fa? Un duello con un amico caro del duca, e questo non viene accettato dal duca. Per giunta lo feriscono ad un braccio e stanno per amputare il braccio, perché la ferita era molto pesante. E lui dice, fermi tutti, mi curo io. E in un mese, sì, aggiustò la ferita. Quindi capite che non era proprio un imbecille. Passerà poi da Maria Teresa d'Austria, vado via veloce, finché, insomma, tra varie vicissitudini, rientrerà a Venezia, ormai ha 50 anni, e comincia a scrivere. Allora, uno dei suoi primi lavori è quello alla vostra destra, La stalla ripulita, dove prende in giro in maniera piuttosto pesante un Grimani, ed è per questo che sarà allontanato ancora da Venezia.
Alla fine, arriviamo al dunque, ecco, andrà a Dux. Dux è un paese, una tenuta vicino a Dresda, e verrà accolto a braccia aperte dal proprietario, che era il conte di Waldstein. E lì si trova tranquillo perché, bene o male, ha un appannaggio, ha un servitore, ha una carrozza, dei cani, un vitto, anche se fa baruffa con i camerieri del conte, ma non importa. E lì scrive, ad esempio, questa altra opera che è l'Isocameron, che non è altro che la storia di due fratelli, ovviamente incestuosi. Quindi lui vuole mettere in rilievo tutta quell'ipocrisia che c'erano queste cose, ma nessuno ne parlava, nessuno ne scriveva. Lui invece lo fa con grande coraggio. Procedendo, scrive molte opere, vado via veloce perché sennò non ce la facciamo, eccolo qua. E inizia a scrivere le sue memorie, questa è la sua firma e la sua scrittura. E lui dice: scrivo la mia vita per ridere di me, solo per divertirmi con i miei lettori. E scrisse ben 4.546 pagine sulla sua vita. Guardate che è un bel lavoro. Ma quello che si salta fuori, lasciatemi il termine, da questo lavoro è totalmente un personaggio che io vi ho dimostrato, donne, divertimenti, contestazioni, tutto quello che volete. Però, ad esempio, questo bellissimo castello, Dux, a lui stava stretto. Stava stretto perché alla fine sì, era una cosa bellissima, ma era una prigione dorata. Lui doveva tenersi a quella che era la vita del castello, stare attenti ai servitori, al conte, tenere la biblioteca, e questo non gli piace, tanto che va in una forte depressione e tenta perfino il suicidio. Quindi lui alla fine che cosa ci vuole dimostrare? E qua ve lo dico con molto orgoglio. Allora, lui aveva capito di fare un passo che per l'epoca è eccezionale. Non era quello che era il diarista, lo scrittore di corte, che quindi doveva attenersi a quello che lo Stato voleva. A Venezia c'era Marin Sanudo, ci sono stati tantissimi diaristi che raccontavano. Lui vuole essere libero di esprimere ciò che vede e ciò che sente, non vuole essere legato da nessuna motivazione. Quindi lui diventa forse il primo informatore del pubblico. In poche parole, diventa un abile giornalista e cronista. E qui in questa occasione mi permetto di ricordare una persona mancata, che però è stato un grande amico, che quando ho fatto una di queste relazioni, tanto tempo fa, presentò questa mia chiacchierata e disse proprio, è stato il primo giornalista dell'epoca, e questo è stato Tullio Cardona. E con Tullio eravamo d'accordo su tante cose, proprio su Casanova in primis, e cioè Casanova combatté l'ipocrisia, i perbenismi e soprattutto cercò di mettere in evidenza la libertà di pensiero. Meglio di così direi che non si possa ricordare. Mi permetto qualche suggerimento di testi. Allora, tutto il mio interesse per Casanova, io non l'ho mai amato, ma nacque nel 1998, quando ci fu questa bellissima mostra Carezzoni, ero in buona amicizia col direttore, con Pippo Pedrocco, mi fa, prendi sto catalogo, vediamo se cambi idea su Casanova. E quindi ho cominciato a ricercare. Poi questi sono testi, ad esempio, ma ce ne sono tantissimi. Uno è il periodo di Boemia, poi Virgilio Boccardi, caro amico anche lui, che scriveva le prefazioni dei miei libri. Poi sui passi di Casanova, una straniera a Venezia con Casanova, ma arriviamo a questo, dove ho la dedica della moglie di Riccardo Selvatico, che è 100 note per Casanova, un lavoro abbastanza, prezioso, perché sono 3 anni, 1753 e 1756. Ma arriviamo, per rispetto, alle ultime pubblicazioni. Una, Topografia casanoviana di Giovanni Veronese, un caro amico, poi Casanova a Berlino di Andrea Perego, altra persona che mi ha chiesto di presentare alcuni suoi testi qua perché lui vive a Berlino, e poi l'ultima pubblicazione del giornalista Alessandro Manzio Bagno, Casanova, dove soprattutto esplica moltissimo quella famosa ricetta dei maccheroni. Va bene? Ecco, siete a posto, credo. Grazie ancora.
Grazie Marina, grazie tantissimo, soprattutto del taglio che hai dato, che avevo già intuito, e sulle conclusioni, e anche il ricordo che hai fatto a Cardone, che ho apprezzato tantissimo. Lascio la parola al segretario del Circolo Veneto, la nostra Silvia, che ha qualcosa da dirti e da darti. Sì, a nome del Circolo Veneto io ringrazio ancora una volta, abbiamo avuto una bellissima lezione, davvero interessante da parte della professoressa Crivellari Bizio. E io le consegno questo omaggio offerto dal nostro sponsor, che è la vetreria Vistosi. Si tratta di 2 bicchieri in vetro soffiato di Murano. Sì, 2 bicchieri da collezionare, insomma, perché noi speriamo di averla qui ancora per raccontarci ancora tante cose appassionanti e divertenti come oggi, e così da arricchire la collezione di bicchieri, per creare un servizio. Insomma. Stasera faccio il brindisi col marito, che non... Allora, prima... Cosa vuol dire? Il contratto firmato? Ecco, quindi è un auspicio che mi aveva già anticipato. Sono qua, però la vita ogni giorno si presenta diversa. Marina, e gli ho detto guarda che se poi arriva 24 gli dobbiamo portare anche la caraffa, lui mi ha detto che te la daremo gratuitamente.